Buongiorno a tutti, radioascoltatori e teleascoltatori. Siamo alla seconda puntata della nostra rubrica su ambiente, ecologia e territorio. Oggi ho pensato di invitare un caro amico e anche un professionista che ci darà un aiuto per capire quali sono le agevolazioni, quali sono gli incentivi a cui le persone possono attingere per abbattere i costi, per abbattere l'inquinamento che le nostre abitazioni producono. Se vi ricordate, uno dei temi che abbiamo trattato la settimana scorsa era quello dell'aumento proprio delle polveri sottili nel nostro territorio, e uno dei problemi che sembra il più grave che grava su queste emissioni è proprio quello del riscaldamento degli edifici privati. Quindi ho pensato di invitare Andrea Fattorel, grazie di essere intervenuto, che è un amministratore di condominio e che si occupa proprio anche di aiutare i suoi utenti nel poter accedere a queste agevolazioni. In questa settimana, se voi avete avuto l'occasione di leggere nei giornali, di guardare i TG, la nostra regione, in particolar modo la provincia di Treviso, sembra essere una delle province più inquinate d'Italia. Questo è un triste primato che abbiamo, però sembra anche che dall'altro lato la politica, gli amministratori e noi stessi, che siamo i cittadini che respiriamo quest'aria, dovremmo anche impegnarsi in prima persona per poter fare qualcosa, perché questo inquinamento, che poi in realtà è l'aria che noi respiriamo, con tutte le varie cose negative che questo può portare sulla salute delle persone e non solo, quindi anche noi cittadini dovremmo dare il nostro piccolo intervento perché queste emissioni di CO2 possano essere abbattute. Nella puntata precedente dicevamo proprio che il 40% viene dal riscaldamento domestico. Sembra facendo un'analisi del patrimonio immobiliare italiano, sembra che sia vetusto, sia datato anni 70-80, e in quel periodo, probabilmente perché l'emergenza ambientale non c'era, le costruzioni erano fatte in maniera anche poco rispettosa dell'ambiente e anche poco rispettose del risparmio energetico. Ti do del tu, ok? Tu ritieni che sia uno dei motivi per cui i riscaldamenti domestici sono inquinanti? Beh, assolutamente sì, nel senso che, come hai detto giustamente, le costruzioni che sono presenti nel nostro territorio sono appunto dell'età 70, 80, 90, quando ovviamente c'erano altri tipi di problematiche. E queste venivano un po' lasciate, oppure non erano neanche considerate perché non c'era un'emergenza ambientale? C'è anche da dire che l'evoluzione nell'ambito della costruzione e soprattutto nell'ambito dell'isolamento dei fabbricati si è evoluto in maniera esponenziale. Parlo delle vetrocamere, quindi il doppio serramento, e poi ovviamente gli isolamenti, ci sono state delle evoluzioni sulla qualità e anche di conseguenza sul modo di installare questo tipo di finiture. Parliamo di coperture, di impianti, quindi le caldaie, anche quelle hanno avuto un'evoluzione molto veloce durante gli anni, che hanno portato ovviamente a un tentativo che poi vedremo di migliorare questo tipo di problema. E tu che ti occupi di questo, le persone, sappiamo che anche nella nuova legge di stabilità si sono prorogati alcuni degli incentivi che già c'erano, e altri sono stati inseriti proprio per spingere anche i privati oltre che il pubblico, però quello è un capitolo che magari lasciamo a parte perché ha anche le sue difficoltà, però per spingere anche i privati comunque ad attingere a queste agevolazioni. Guarda, è facile, è difficile? Ci sono delle agevolazioni più accattivanti? La legge parte dal 97, la 449, in cui il governo ha cominciato, lo Stato italiano ha cominciato a agevolare sia le attività che i privati, i cittadini, attraverso la famosa detrazione del 36%, cioè la possibilità di detrarre
gli interventi riguardanti la ristrutturazione edilizia dei fabbricati di quella percentuale del 36%. Successivamente ci sono state appunto delle proroghe, ci sono state delle evoluzioni anche lì nell'ambito della normativa. Il privato, inizialmente un po' titubante, ha cominciato a informarsi anche tramite noi amministratori. Ma è facile o c'è sempre bisogno di avere qualcuno che ti fa da tutore nel procedere a questi incartamenti? L'incartamento è relativamente semplice, basta rivolgersi ovviamente ad aziende che producono e vendono, installano il tipo di materiale. Perché comunque l'azienda, tipo l'azienda delle finestre, comunque ha già il suo ufficio di riferimento, la maggior che molto parte spesso sì, aiuta ad attingere a questo. Assolutamente sì. Dopo della legge del 36%, che poi appunto è diventata del 50% in questi ultimi 2 anni, si è aggiunta la famosa legge della detrazione fiscale del 65% per quanto riguarda il risparmio energetico, cioè quello che noi parliamo quest'oggi. Parlando di risparmio energetico, sì, e quindi di quelli che sono gli interventi che tutti noi potremmo fare in aiuto dell'ambiente, quali sono gli interventi a cui è possibile accedere, che tipo di soluzioni propone la legge di stabilità, oppure incentiva di più alcune rispetto alle altre? No, la legge parla chiaro che il 65%, quindi quella detrazione, ovvero io spendo 100, 65 lo recupero in 5 anni, riguarda un tot numero di interventi. Riassumo in breve, quelli più importanti e principali: la sostituzione di una caldaia con una caldaia di tipo a condensazione. E quindi magari cosa, così in 2 parole? Una caldaia a condensazione sfrutta in maniera diversa il calore, condensando. Quelle energie fossili si tolgono? No, sostanzialmente stiamo sempre parlando di caldaie con funzionamento a gas, metano. Che l'energia fossile l'ha già tolta, però sembra che ce ne siano ancora in giro di caldaie di energia fossile. Ci sono caldaie, soprattutto io parlo di condomini, cioè l'attività che faccio io principalmente, ci sono ancora in alcuni condomini molto vecchi caldaie che funzionano con olio combustibile o addirittura gasolio. E pian piano che gli incentivi sono molto più importanti, centralizzato, quindi con una grande dispersione dovuto anche ovviamente alle tubazioni che sono di per sé già magari non isolate, e ovviamente tutte queste caldaie si sta cercando, ovviamente anche con l'aiuto dei condomini che devono finanziare queste operazioni, di smantellare queste caldaie per portarle ad essere energicamente più sostenibili e non produrre un grande quantitativo di CO2, che parlavi tu benissimo prima, che ovviamente per l'ambiente, ma per loro stessi, è negativo. Quindi questo tipo di incentivi è un'agevolazione che è utilizzata in maniera abbastanza, perché leggevo e l'avevo detto nella puntata precedente, non so se il conto termico riguarda questo tipo di agevolazione, però leggevo che rispetto alla quantità di soldi che lo Stato aveva messo in capitolo, in realtà era stato utilizzato un 3-4%, qui proprio perché la burocrazia di accesso a questo tipo di incentivo era parecchio complessa. Sì, per il 65%, quindi detrazioni di questo tipo, è abbastanza complesso perché si deve interfacciare l'utente, quindi il cliente, che sostanzialmente è quasi sempre un privato, con 3 enti che sono l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la parte prettamente fiscale, l'Enea che è l'ente che certifica in maniera corretta la bontà dell'intervento, e poi ovviamente la Regione, in questo caso la Regione Veneto, che si interfaccia con le altre 2. E quindi è un incentivo che passa anche attraverso la Regione. Ci sono una serie di incartamenti che, ripeto, le aziende, soprattutto aziende medio-grandi, hanno al loro interno un'organizzazione che permette all'utente di sostanzialmente guardare quello che piace, consigliato dal tecnico, acquistare, fare il bonifico fiscale, che è quello, l'attestazione, il bonifico parlante, che è quello che dà poi senso a tutta l'agevolazione. Per questo tipo di agevolazione è sempre un'agevolazione di sgravio fiscale o è anche proprio un incentivo? No, solamente sgravio fiscale, cioè le tasse che poi il cliente, l'utente, il condomino o anche il condominio stesso va a pagare, recupera in 10 anni, in 5 anni, in 3 anni, dipende dall'età anche
dell'utente. Ok. Invece parlando sempre di nuove energie, sì, oltre le caldaie che comunque abbiamo visto sono una cosa che inficiano parecchio la bontà dell'aria, per la tua esperienza, il fotovoltaico che aveva avuto un grandissimo boom negli anni scorsi, è sì, ancora qualcosa di accattivante, oppure siccome mi sembra di aver capito comunque che l'incertezza di passare da un governo all'altro non si sa mai bene se gli incentivi siano sempre gli stessi o no, probabilmente magari un po' frena. Il fotovoltaico ha avuto un boom qualche anno fa dovuto alla bontà dello Stato, che incentivava attraverso il conto energia ed una serie di incentivi sulla vendita dell'energia che producono, uno scambio, esattamente, uno scambio sul posto si chiama, per cui molti utenti, soprattutto io parlo dal punto di vista privato più che condominiale, perché c'è una serie poi di valutazioni da fare nel condominio, hanno optato per questa soluzione, quindi prodursi la corrente che necessita la propria abitazione. Nella tua esperienza alcuni condomini l'hanno fatto? No, condominialmente l'esperienza che ho è abbastanza scarsa. Più interessante secondo me per il condominio è, a parte la sostituzione delle caldaie, la produzione di acqua calda sanitaria nell'ambito decentralizzato attraverso dei pannelli solari, oppure altri tipi Quindi un solare termico. Solare termico, esattamente, che praticamente con la potenza... l'acqua. Bravissima, questo è quello che è il senso del bollitore. Quindi neanche il mini eolico, qualcosa del genere, queste nuove forme che comunque, se noi leggiamo, sono molto accattivanti, perché comunque... sì. Però dopo dall'altro lato bisogna vedere se sul pratico o forse manca anche un po' la mentalità di arrivare a quello. Non so. Diciamo che il mini eolico è una soluzione in start-up, nel senso stanno sviluppando in questo periodo alcune aziende queste possibilità di sfruttare l'energia del vento per produrre energia elettrica. Sì, perché in realtà in alcune realtà che non italiane capita spesso di vedere che comunque ogni piccola realtà condominiale oppure residenziale abbia comunque il mini eolico, che ha una funzione ben diversa dalle grandi pale eoliche, può utilizzare anche piccoli spostamenti di vento. L'eolico può produrre l'energia elettrica che serve per far andare l'ascensore del condominio piuttosto che la lavatrice di casa. Ci sono zone in cui questo tipo di tecnologia può essere tranquillamente applicato. Ti parlo ad esempio sopra una linea ferroviaria dove il treno produce ovviamente aria che può servire per la produzione di energia elettrica dello stesso treno, sopra le grandi arterie di scorrimento automobilistico. Sono ancora un po' delle cose esatto. Quella idraulica, ho visto che alcuni stanno facendo anche delle mini pale sui corsi d'acqua, però sì, anche lì adesso con la carenza di acqua magari anche un po' meglio aspettare, chiaro. Per la tua esperienza ci sono banche della zona o istituti di credito che agevolano questi interventi per i privati, oppure è comunque difficile, cioè tu dici devo fare un piccolo intervento per migliorare il risparmio energetico della mia casa, del mio condominio, ci sono delle aziende delle banche che ti agevolano, oppure è difficile anche quello? Ci sono degli istituti bancari anche locali che nel loro pacchetto di proposte ai propri clienti danno anche la possibilità di poter accedere a questi finanziamenti. Io parlo dal punto di vista condominiale, ci sono alcune banche che permettono con anche una serie di documenti semplici nella loro cioè danno anche totalità. Un aiuto per incentivare possono agevolare la compagine condominiale o il privato a poter accedere a questi finanziamenti a tassi anche magari agevolati, appunto, perché può avere perché alla fine poi in un momento di difficoltà economiche penso che anche se uno abbia magari l'idea o la volontà, alla fine poi deve fare i conti se riesce a farlo, però se comunque questi interventi sono anche agevolati dagli istituti di credito locale che danno un aiuto, ben venga. Certo. Parlavamo che il periodo i nostri condomini, le nostre strutture, soprattutto anche pubbliche, risalgono quasi tutto agli anni 60-70 e quindi sono strutture che adesso vanno tutte prese per mano. Sì.
Io credo che in quel periodo là abbiamo fatto anche una cementificazione un po' esagerata e stiamo pagando proprio anche a livello dell'inquinamento e di tutto, stiamo pagando proprio quegli interventi magari fatti in nome dell'entusiasmo, in nome dello sviluppo industriale, che erano fatti proprio per correre veloce dietro a tutto questo e magari non aveva pensato a quelli che potevano essere poi i rimandi negativi sul territorio. E in questo periodo credo sia meglio parlare di ristrutturazione rispetto che di nuova edilizia. Nei condomini, nelle cose che tu amministri, si fanno anche interventi di ristrutturazione, non so, vedo molti che fanno i cappotti, queste cose. Sì. Si tende ad andare verso la ristrutturazione, a recuperare. So che costa molto ristrutturare. Costa di più ristrutturare sì. che costruire ex novo, questa è una delle grandi verità nell'ambito costruttivo. Tipo, si riesce, ci sono degli interventi che riescono comunque a rendere un edificio di quegli anni, a renderlo per alcuni anni ancora che può andare avanti. Certo, insomma. certo, diciamo che ci sono delle tecnologie anche applicate in quest'ultimo periodo nei condomini attraverso il cappotto, quindi l'isolamento termico della parte esterna, piuttosto che nelle coperture, o addirittura vengono installate delle pitture, quindi proprio dei... Sì, per renderlo isolato e quindi per poter comunque andare avanti nel tempo. Che fanno, doppi vetri, non parliamo insomma delle vetrocamere, insomma c'è la possibilità, secondo me la ristrutturazione ad oggi anche incentivata è una delle vie da seguire. Secondo me è una delle vie o l'unica via in questo momento da seguire per evitare, comunque un ulteriore carico cementificazione, chiaro. Io vi saluto e vi ringrazio per aver partecipato a questa nuova puntata, ringrazio anche Andrea Fattorell che è stato molto prezioso con i suoi suggerimenti. Ci vediamo la prossima settimana, buona giornata a tutti e arrivederci, ciao. Grazie.